Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolès. Ciucciari, che cosa ci fai di spalle, Ciucciari? Cosa ci fai di spalle? Al pubblico, agli amici, cosa ci fai di spalle? Stai incazzato? Sei arrabbiato? Perché sei arrabbiato? Devono essere i Juventini arrabbiato, girati, Ciucciari, girati. Non essere arrabbiato, devono essere i Juventini arrabbiato, perché noi abbiamo Fabio Ruiz e loro Rabiot. A dove va Rabiot con Fabio Ruiz? Ciucciari, ma dove va? È lo scarpino di Fabian. A dove mi Rabiot? Arrabbiata, la pasta che si mangia, che lo con piccante, l'arrabbiata. Sarà anche forte, ma perché è stato svincolato dal Paris Saint-Germain? Ma poi vogliamo mettere la qualità del nostro Ruiz. Ma non è nemmeno a che te Ruiz, mamma. Ciucciare, stai tranquillo, perché tanto non è nessuno quel Rabiot. Mettiti vicino stemma del Napoli, che rappresenta un po' il nostro Napoli, siamo Ciucciari. Allora, Rabiot si presenta alla Juve, sta un gradino sopra al PSG, dice Rabiot. Un gradino proprio, uno scalettino giusto, no? Il centrocampista francese sono venuto qui per vincere la Champions. Che può vincere tu? Che può vincere la Champions League? Con la pasta, l'arrabbiata volete vincere la Champions League? Dici che vuoi fare la finale, capito? Perché tanto sono abituato. La finale magari la farai sicuro quella, o quasi sicuro, dipende. Se prendi l'Ajax può andare pure via prima. È un grande club, molto prestigioso. La maglia sempre il 25. Natale, Natale arrabbiato facciamo, un Natale arrabbiato. Allora, con la Juventus ci sono stati contatti, anche in passato, ma ho capito che questo era il momento giusto nella mia carriera. Adrien Rabiot, che nella conferenza stampa presentazione alla Juventus spiega i motivi della scelta, argomento poi a fondo. State zitto tu, spiegando tra ambizioni Champions e consigli di un confidente di tutto rispetto. Il confronto con Buffon, ho parlato con Gigi Buffon, anche di Juventus, perché Buffon nell'ultima stagione ha giocato con la Juventus. Sono Ciucciari, a parte un bidone della Monnezza, che vi ricordate bene con Cristiano Ronaldo, ora lo rincontra. Mi presti il bidone, gli fa. Allora, nello scegliere la Juventus, anche le sue parole mi hanno convinto, mi hanno dato quel peso lì, mi hanno dato quella convinzione di venire alla Juventus. Mi ha detto che se volevo fare uno scatto in avanti, venire qui sarebbe stato il modo migliore per riuscirci. Ci aiuto. Ora parteciperai anche te alla finale, come ho detto. Gli ultimi 6 mesi sono stati molto complicati, sia sul piano emotivo, sia sul piano sportivo. Perché la Juve? Sono venuto qui per vincere la Champions. Ancora, una volta. Ma la hit già, ma veramente stai pazziani? Ma forse nella PlayStation, ma non sa nemmeno là, state poco calmo, metti per ma pure Buffon voleva vincere la Champions a destra e a sinistra. Buffon, tu mi sa che la vedrai solo la Champions, vedrai quella là nello store, quella vecchia, con 96, ti metterai nella stanza di letto, quella fotografia là, te la ricorderai così la Champions, non la alzerai, come ti posso dire? Sarete tutti arrabbiati proprio. Ronaldo e tanti altri, Ronaldo è uno di questi qua, che anche con Ronaldo, con Messi, voglia fa. Mamma Veronica, pure la mamma si mette. Mi aiuta nel modo in cui gli agenti aiutano i loro calciatori. Ovviamente la mamma fa l'agenda essa, capito? C'era un po' di arrabbiato, gli fa mangiare la pasta. Per ciò che riguarda il ruolo, non ho ancora parlato con Sarri, ma credo che sia una grande soluzione. Ovviamente lui preferisce giocare alla sinistra, esterno sinistro di centrocampo. Sulla disposizione. Il mio ruolo preferito è centrocampista sinistro, appunto. Centrocampista alla sinistra. Come ho detto poco fa, ho sempre giocato a 3 a centrocampo, ovviamente. Posso giocare anche a 2, sono disponibile. Ci credo, se arrivato mo, se non fossi nemmeno disponibile, allora stessero ancora più inguaiato questa Juventus. Fatto all'esigenza della squadra, meno male. La maglia sempre 25. A hit una volta, a Natale, 25.
e 5 sono 7, 7 in finale sono 7, le finali che avete perso, uguale, 25, sommato è 7. Vedi che già sai qualcosa, già sapevi di prendere 7. Può darsi ce ne sta un'altra, 8, e fai sommato 8 finali, Ciucciari. Tanto che il cacchio ne sa arrabbiato a la pasta. Prima era un arrabbiò in Francia e ora è un arrabbiato, è diventato una pasta piccante. Cioè, Cucchi lì capelli là, c'ha quei capelli, vola Cucchi. Ma dove vogliono andare Cucchi su? Lui ci abbiamo a Fabian, ma che giocatore è? Con la Spagna, che da combinati con la Spagna. Ah, ti arrabbiata qua. Noi ci abbiamo a Ruiz. Chi ti fa male la faccia, ti fa male la capa e ti fa male pure a Buffon. Nato Buffone che è tornato in Dai. Rabiot è forte, lo ritengo un giocatore molto forte, però ci sarà un perché è stato svincolato dal Paris Saint-Germain, un po' questo, un po' quella. Secondo me non è quel giocatore che farà fare il salto di qualità alla Juventus, secondo me, perché nonostante è giovane, può crescere. Se il Paris Saint-Germain l'ha buttato via, qualcosa ci sarà. È vero che la Juventus nei giocatori svincolati non ne ha mai sbagliato uno di colpi, e questo esattamente penso che anche su Rabiot non avrà sbagliato, però non lo ritengo un giocatore che ti può fare quel salto di qualità e ti fa vincere la Champions League. Ovviamente c'è Ronaldo, più ne metti di giocatori e più arrivi a poterla vincere, ma Rabiot onestamente vuoi mettere Rabiot con Isco, con Osil, per fare tanti nomi. È vero, Osil fa il regista, tanto per dire, però Isco, chi ci può mettere più? Vidal, Pogba, a Rabiot può fare la pasta rispetto a chi si cade, è questo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'acquisto della Juventus. Di sicuro buono, però non farà fare quel salto di qualità secondo me per andare a vincere. Fatemelo sapere voi, lasciate appunto un commento, un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti, buona serata a tutti da Napoliello 87 Ciucciariello e forza Napalessa!